Marcia in sostegno dell'amministrazione empedoclina ieri, a sostenere Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, presenti per l'occasione la deputazione agrigentina con in testa il senatore Giarrusso, noto per la sua presenza in commissione antimafia. Lui il più duro di tutti, che ha fatto nomi e cognomi dei responsabili dello sfascio empedoclino prima dell'insediamento dell'attuale sindaco. Si vogliono mettere le mani sui 5 milioni di euro che sono arrivati al comune, citando anche chi la vuole sfiduciare per tornare a comandare sulla città. Presenti alla marcia la giunta al completo, i consiglieri comunali di 5 Stelle, il sindaco di Favara Anna Alba, l'europarlamentare Ignazio Corrao e i parlamentari regionali di Caro e Mangiacavallo e quella nazionale Cimino. Poco fa leggevo, perché amo leggere, leggevo un po' qualche discorso di John Kennedy. Voi sapete che qua noi abbiamo una piazza dedicata a John Kennedy, la nuova frontiera, e diceva che in questa nuova frontiera lui puntava alla lotta contro la povertà, e pensavo quanto noi stiamo facendo contro la povertà. Matteo è con me qui a rappresentare tutti i 20 deputati regionali. E non finiremo mai di sostenerlo. Io ho poco da aggiungere a quanto ha detto Giovanni rispetto a quello che è stato l'impegno e quello che sarà l'impegno di tutti e 20 parlamentari della regione siciliana rispetto a Porto Empedocle. In questi anni probabilmente non ve ne siete nemmeno accorti, siete piombati nella miseria più assoluta, siete stati lasciati da governi precedenti nel baratro praticamente, milioni di euro da recuperare. Quindi voglio praticamente lanciare un appello accorato a questi consiglieri comunali che hanno voluto presentare queste mozioni di sfiducia. Il tempo per ricredersi è giunto. Di fronte a questa piazza io non me la sentirei di votare una mozione di sfiducia, una sfiducia di un popolo che crede ancora che Porto Empedocle possa rinascere e possa risanarsi. Grazie. Cediamo la parola a Filippo Perconti, che è uno dei nostri giovani rappresentanti, uno dei nostri giovani deputati. Pensate che viene dal Niger, dove è stato per rappresentare, sì, da Bivona, è stato fino a ieri, è tornato dal Niger, naturalmente di Bivona, cittadina che io amo moltissimo. Grazie anche all'appoggio di Michele Solano, che è in Ucraina e che non è potuto venire e che ci teneva tanto e che ci teneva tanto ad essere qua presente. Stiamo facendo grandi cose per le nostre comunità, soprattutto perché noi siamo parte integrante della comunità. Noi non andiamo via come i commissari che gestiscono soltanto tecnicamente un comune e poi lo abbandonano. Noi siamo parte attiva della comunità, e per fare in modo che Ida continui questo progetto insieme a voi dovete sostenerla sempre. Questo è quello che posso dire. Parola al Leone, lui si può dire che inaugurò l'elettorale, la chiusa. Che non è una mozione di sfiducia, 2 o 3 mozioni, quelle che sono state presentate. Questo è il tentativo di ritornare a mettere le mani sulla città. Bravo! Questo è! Per lanciare un monito. Caci, dove sei? Ci ascolti, Caci? Se tu pensi che possa ritornare il tuo tempo, stai pensando una cosa sbagliata. Il tuo tempo è finito, te lo diranno